Strade sicure. A Vicenza c'è una media di 2 incidenti al giorno. Lo dicono i numeri raccolti dalla polizia locale nei confini comunali nei primi 6 mesi dell'anno, da gennaio a luglio. Una tendenza che è in crescita. Se nel 2021 si sono contati 257 sinistri stradali, con in atto ancora alcune restrizioni anti-Covid, nel 2022 gli incidenti sono aumentati a 292, nel 2023 322 e quest'anno 331. Nel primo semestre di ogni anno, dal 2023 a oggi, purtroppo si sono verificati 2 incidenti mortali. Diventa dunque prioritaria la sicurezza stradale, che si fa anche con la prevenzione. Tra gli strumenti più importanti, i controlli elettronici della velocità. A Vicenza è in atto una vera e propria ricognizione per valutare quali installazioni fisse, in città e in provincia, rispondano al nuovo decreto che disciplina la collocazione e l'uso degli autovelox. Il nuovo decreto impone criteri diversi rispetto al precedente e tra questi voglio citare anche la verifica geografica dei tratti di strada dove attualmente sono installate le apparecchiature e i sistemi di rilevazione della velocità. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 chilometro prima dei centri abitati. C'è poi una distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l'altro, così da evitarne la proliferazione. Non si potranno installare autovelox fissi laddove i limiti siano inferiori ai 50 km/h nelle strade urbane e, in quelle extraurbane, solo se il limite imposto non sia oltre i 20 km/h sotto a quello previsto dal codice della strada. Le apparecchiature autovelox adesso devono essere autorizzate laddove è strettamente necessario. Insomma, il prefetto sta ponderando quali siano le installazioni da autorizzare e quali no. A Vicenza, in città, c'è un solo autovelox fisso, quello di Via Aldo Moro, e ha già le caratteristiche imposte dal nuovo decreto. Risulta difficile implementare ulteriori impianti di rilevamento della velocità nel territorio di Vicenza. Dovrebbe permanere esclusivamente quella di Via Aldo Moro. L'autovelox di Via Aldo Moro è un cecchino infallibile. Il limite in quel punto, monitorato dall'occhio elettronico, è di 90 km/h e le sanzioni sono in netto calo. Le sanzioni amministrative sono in netta flessione, dal 2021 che erano 17.000 sono arrivate ora a 10.000 nel 2023.